Sembra un rito quello della vestizione, ma è la prima arma per non infettare e non infettarsi. Per questo il primario di anestesia del Cafoncello, Antonio Farnia, chiede e usa la massima cautela. È lui a tenere le redini di un reparto sempre citato nella cronaca, cartina di tornasole dell'emergenza da Covid, eppure spesso inaccessibile. Bene, entriamo. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Questo è un salone che contiene 7 pazienti. Buongiorno, salve. E basta entrare da questa porta per capire che dietro a ogni numero dei bollettini quotidiani ci sono un volto e una storia. È qui che la statistica diventa vita, tante vite quasi sempre in bilico. Solo in questo reparto ci sono una ventina di pazienti. La fatica del respiro, ma soprattutto la posizione prona dei corpi inermi, raccontano più di ogni dibattito il virus e i suoi effetti. A volte stanno in questa posizione anche per più di 24 ore se le condizioni di ossigenazione lo richiedono. 61 anni questo signore. Sì. Stesse condizioni, anche lei, no, lei va meglio, 50% di ossigeno per avere 97 di saturazione, quindi qua siamo molto soddisfatti e speranzosi. Più difficile la situazione di questo sessantenne di Montebelluna. È un paziente in difficoltà, però paziente grande, robusto, sovrappeso, come spesso sono i nostri pazienti. Giovanni è uno dei pochi pazienti coscienti. L'infermiera lo aiuta a sgranchirsi le gambe. Ogni piccolo movimento è un grande miracolo di cura. Sta un po' meglio, è un paziente splendido, una bella persona, stavamo parlando della sua famiglia. È una bella persona, è un onore riabilitare Giovanni. Quest'uomo invece ha soli 56 anni e le sue speranze di vita sono flebili. 84 di saturazione che è quasi incompatibile con la vita, però lui entrava con una grave patologia precedente che comunque non gli avrebbe permesso una lunga sopravvivenza. Tutti combattono lontano dalle famiglie e dai loro cari, una responsabilità infinita per gli operatori sanitari chiamati a una supplenza che lascia segni sull'anima. Dura emotivamente, fisicamente uno anche ce la fa, ma emotivamente è molto dura. Ci si sente a volte al posto sbagliato e si portano via dei momenti importanti, intimi alla famiglia. Negare questi numeri significa escludere l'esistenza di tante vite che lottano. Il messaggio ai negazionisti è una lama. Che è tutto vero e che auguro a tutti quanti di non vivere quello che stiamo vivendo noi in questo momento, perché sono cose che non si dimenticano e che non si vorrebbero mai vedere.